Sono Eva Marino e sono la volontaria dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico. La zecca è un parassita e appartiene alla famiglia degli acari. È lunga alcuni millimetri ed è di colore marrone scuro. Il suo ciclo vitale dura 2 anni e nonostante possa resistere per lungo tempo a digiuno assoluto, necessita di pasti di sangue per completare l'evoluzione e durante questi pasti rimane costantemente attaccata all'ospite. Vive in ambienti umidi e ombreggiati, ad esempio boschi, prati incolti, zone di passaggio di animali selvatici e lungo sentieri poco battuti. In Friuli si trova frequentemente nella parte orientale della regione, sotto i 1000 metri di altitudine. È attiva dalla primavera all'autunno, ma si può trovare anche in inverno nelle zone non coperte dalla neve. Quando la zecca attacca l'uomo, può trasmettergli alcuni microrganismi nocivi che portano delle malattie. Nel nostro territorio queste malattie sono la borreliosi di Lyme, l'erlichiosi e la TBE. La borreliosi di Lyme, o malattia di Lyme, è un'infezione e si manifesta con l'arrossamento della pelle nella zona del morso dopo circa 2 settimane. L'arrossamento è chiamato eritema migrante perché tende a ingrandirsi progressivamente, ma non è doloroso. Se la malattia non è curata con una specifica terapia antibiotica, può causare danni, anche gravi, alle articolazioni, al sistema nervoso, al cuore e ad alcuni organi interni. E per questa malattia non esiste un vaccino. L'erlichiosi può facilmente passare inosservata, ma eventuali sintomi sono febbre, sintomi simili influenzali, dolori muscolari, nausea e vomito. In seguito può complicarsi e danneggiare alcuni organi interni, e neanche per questa malattia esiste un vaccino. La TBE, tick-borne encephalitis, o encefalite da zecca, è una malattia virale, agisce sul sistema nervoso sia centrale che periferico, in particolare l'encefalo, le meningi e il midollo spinale. Si manifesta dopo 8 giorni dal morso di zecca con sintomi simili influenzali che durano circa 4 giorni. Nel 20-30% dei casi, la seconda fase della malattia si presenta dopo un periodo di benessere con febbre alta, mal di testa, nausea, vomito e disturbi neurologici anche gravi. Dal 2004 al 2012, in Friuli Venezia Giulia, si sono verificati 70 casi di TBE e alcuni hanno avuto gravi conseguenze. Non esiste una cura specifica, quindi si consiglia la vaccinazione e di adottare comportamenti corretti per evitare il morso di zecca. Questa vaccinazione è gratuita dall'anno 2013 per i residenti della nostra regione e prevede l'iniezione di 3 dosi nel primo anno e un richiamo dopo 3 anni. La protezione si forma solo dalla seconda dose, quindi il momento migliore per iniziare la vaccinazione è durante i mesi invernali. Comportamenti da adottare per evitare il morso di zecca sono: camminare al centro dei sentieri per non avere contatti con la vegetazione, indossare vestiti di colore chiaro, così da rendere evidente l'eventuale presenza del parassita, con maniche e pantaloni lunghi, infilando i pantaloni nelle calze. Poi portare scarpe chiuse, alte sulle caviglie. Proteggere le parti scoperte con normali prodotti repellenti per gli insetti, ma questo non va fatto per i bambini e le donne in gravidanza. E poi si consiglia di effettuare periodici controlli, circa ogni 3-4 ore, per individuare eventuali zecche sui vestiti e sul corpo. È necessario ripetere l'operazione al rientro da zone a rischio, ricorrendo all'aiuto di un'altra persona per il controllo delle parti più difficili come la schiena e il cuoio capelluto. Se si trova una zecca attaccata alla pelle, non bisogna toccarla a mani nude, né applicare alcuna sostanza su di essa. Bisogna rimuoverla usando l'apposita pinzetta con una trazione lieve ma decisa, senza strappi e senza schiacciarla. Se una parte della zecca rimane attaccata alla pelle, va tolta come se fosse un qualunque corpo estraneo, in quanto non è un pericolo per la trasmissione delle malattie. Solo dopo la rimozione è necessario disinfettare la zona interessata. Sarebbe meglio togliere la zecca entro 24-48 ore, così da diminuire la probabilità di malattie.